Ciao a tutti federali, eccoci qui alla seconda partita tra me ed Irix94 della sfida, così vediamo se vince lui, passa, cioè facciamo la terza partita, se vinco io invece è finita qua perché era la meglio dei due. La prima partita è stata serratissima, per cui non è stata proprio una battaglia all'ultimo sangue fino all'ultimo uomo e adesso abbiamo deciso di cambiare mappa, andiamo sui campi di riso, che è una mappa un po' più lineare diciamo, ma lo conoscerete tutti quelli che ormai giocano a sto gioco. Praticamente l'unica differenza da prima, da parte mia, è che invece che gli arcieri ho messo dei spadaccini e volevo provare un po' a utilizzarli in modo tale da vedere un po' di tattiche diverse, insomma, senza mettere sempre le stesse. Per cui niente, per il resto ho messo sempre due fucilieri di Tosa, il cannone Armstrong, quattro cavallerie lisce, ho messo 1, 2, 3, 4, 5 di orsi neri e pinocchietti. Però adesso andiamo sulla mappa tattica per vedere un pochettino come le disponiamo. Eccoci qua. Allora, sto giro i cannoni spero di sfruttarli perché nella volta prima sinceramente ho buttato via praticamente 1500 fondi. Li metto già montati, tanto qui dovrebbero essere già a portata, quindi non è molto grande come mappa. Poi il resto adesso me lo metto qua dietro e lo cominciamo a distribuire. Intanto mi metto i due fucili di Tosa qui in mezzo, che non mi va di utilizzare i boschi per nasconderli, anche perché vabbè, dopo vediamo come va l'andamento. Comunque in genere faccio così, quando in classificato sono più bastardo. Poi mi metto gli orsi neri, me li metto qua dietro, dopo in caso li sposto ai lati dei fucilieri di Tosa. Poi i pinocchietti me li metto qua a destra, che sono bruttissimi i cappellini di questa unità qua, La metto solo come riempitiva perché ancora non ho i veterani come dico io. Allora, dove li possiamo mettere i spadaccini? Ovviamente cerco di metterli nascosti dalla foresta qua, perché devono essere un po' un effetto sorpresa, a meno che non sono costretto ad avanzare io perdendo la schermaglia con i cannoni. E il generale, lui c'è cannoni che hanno delle citate pari ai cannoni navali, ma no, posso meglio metterli qua, dai. In generale me lo tengo qui per adesso, poi dopo vediamo. Facciamo il gruppettino cioè tenendo fuori tutto tranne gli schermagliatori, che il resto li utilizzo a seconda di come ecco, adesso me l'ho messo tutto storto. Vabbè. Questo è un attimo momento mongolino d'oro mio. Ok, direi che siamo quasi pronti. Un attimo che li raddrizzo. No, non mi sono spastico oggi a fare. Ok, lui mi dice che è pronto. Niente, allora direi che possiamo partire. Tanto ho messo tutto. Ma sì, dai, dovrebbe aver messo tutto. Andiamo. Buono, allora, intanto avanzo un pochettino con gli schermagliatori, li porto qui, quasi a filo del primo boschetto. I miei spadaccini intanto li tengo sempre nascosti, ma li comincio a muovere, e faccio avanzare anche loro. E le cavallerie le metto tutte qua, le metto tutte e quattro da un lato. Adesso non so lui come le ha messe, perché le ha nascoste per adesso. No, dai, facciamo così per sicurezza, due le tengo da una parte e due dall'altra, così poi vedo in caso. Queste le lascio andare lì, che due dovrebbero bastare, poi tanto sono agili, quindi ci metto poco a rinforzarle. Ok, i miei cannoni cominciano già a sparare. A chi state sparando? Fa un po' vedere. Oh, li ha messi anche lui nei boschi. Aspetta allora che gli ripunto subito. Vabbè, li aveva proprio già presi. Boom. Adesso aumentiamo subito la precisione, le granate esplosive. Vediamo chi la vince adesso la battaglia con i cannoni, speriamo io. No, stanno già lampeggiando, buono, dai, questo giro l'ho vinta io, buono. Non ve la sto a far vedere tutta la cosa, salto un po'. Oh, lui si fa audace con le cavallerie e intanto sta avanzando perché io utilizzo il vantaggio che ho dei cannoni, quindi
come ha fatto lui nella partita precedente. Ovviamente chi vince la schermaglia con i cannoni, poi dopo non avanza. Porca boia, lui c'aveva dei cosi, c'aveva delle cavallerie che sparano. La cavalleria della guardia imperiale che è anche buona. Infatti mi aveva già fatto andare. Poi c'è una cavalleria uppata, uppata pienamente. Infatti c'è già le cavallerie titubanti. Sa che le busco, aspetta che mi sono portato anche un'altra cavalleria di qua che non si sa mai. E mi sa che qui la perdo. Porca boia, mi sono preso anche la spada. Sta scappando dal campo di battaglia, signore! Poi mi spara da dietro. Niente, questo è bravo lui. Io sono stato un alloco che non ho visto che aveva in mezzo. E adesso mi ha scoperto anche le spade. Beh, diciamo che non cioè, a parte la schermaglia non sono partito proprio da Dio. A parte la schermaglia con i cannoni. Lui batte in ritirata. Intanto io cerco di fare più perdite possibile col mio cannone, che ovviamente c'è una precisione di un canarino. Il suo ogni colpo faceva non so quanti morti, invece dal mio boom. Secco, questo è andato. Buono, praticamente ho finito le munizioni, cosa ho fatto? 57 morti. Cominciamo a distribuire le mie fanterie di linea, che me le metto ai lati dei fucili di tosa, perché sono inutili dietro. Così almeno. Il resto lo lascio lì, il generale me lo metto un po' più qui nel mezzo. Le spade le lascio lì per adesso, le comincio a far muovere di lato, visto che lui sta continuando ad avanzare. Allora, cominciamo a avvicinarci alla mia cavalleria qua, che è rimasta lontana. Qui cosa sta facendo? Ah, ma guarda come ha fatto tutto il giro. Io spiego, poi non cago la mappa, vabbè. Mi è venuto dietro con le due cavallerie che gli erano rimaste. Questa qui la cavalleria della imperiale qui, insomma della guardia imperiale, è arrivata dietro che mi vuole puntare il generale. Se me lo piglia, se mi tira una schioppetata me lo manda a rischio grosso, se però il generale adesso è una merda. Dai. Niente, è riuscito a sparare. Vabbè. Ma non dovrebbe più sparare. Già in fuga. Fortuna che me ne sono accorto in tempo, se no era una merda. Il 4-4, zitto, si è messo dietro. Vabbè, questo è già maledotto. Non dovrebbe neanche arrivare, buono. Ok, adesso me le metto di là. Che l'altra cavalleria mi sembra che sia di là. Con le mie spadaccine intanto comincio a fare il giro. E qui cominciamo la schermaglia. Intanto io ero occupato con le cavallerie, non sono avanzato tanto, lui ha continuato ad avanzare. Ed è entrato a portata. E cominciamo a fare a botte. Solo che mi sono messo sto giro i fucilieri di Tosa belli cazzuti. Qui avanza un po' per arrivare in portata anche loro. Praticamente stanno combattendo solo i fucilieri di Tosa. Tanto 4-4 zitto con i miei spadaccini mi faccio il giro ai lati del nemico. Oh, i fucilieri di Tosa stanno già avendo la meglio. Adesso cominciano a sparare anche gli altri. Che ce l'hanno fatta ad avanzare. E niente, con i spadaccini, se vedo che sono già titubanti, comunque se arrivano gli fanno anche paura. Beh, intanto le mie due cavallerie hanno vinto, che l'avevo mandate contro l'unica che gli era rimasta, che lui non se n'è accorto, quindi ha subito tutta la carica, quindi infatti sono praticamente piene. E adesso questa unità sta già titubando perché comunque si vede arrivare dai lati un ammasso di gente che urla. Carica, ed è da lì che fuga. Quindi prendiamoci tutti questi e me li mettiamo qua, che cominciamo a chiudere. Sta partita va un po' diversamente. Tanto con le cavallerie vado al moschetto. I vostri uomini stanno scappando, signore. Una mia unità è andata, ma le altre sono praticamente piene. Questa è una partita un pochettino più a senso unico. Stanno già titubando. Sì, ho questi spadaccini che sto facendo fare la maratona di New York, non fanno in tempo ad arrivare, poverini, a caricare, che la gente è già in fuga.
Tanto con le cavallerie cercavo di inseguire il generale, ma ormai becco da dietro le truppe, tanto. Non è che può far molto con quel generale. È già titubante anche lui. Poverini, si spadaccini. Vittoria è Là che assicurata, corrono come signore. dei stronzi da mezz'ora. Vabbè, comunque l'intento era quello di utilizzarli in quella maniera, però non ho fatto in tempo. Questo è stato un pochettino più sensonico come partita. Anche se il mio cannone ha fatto tipo 57 kg, non è che ne ha fatte chissà quante che si è vinto la schermaglia. E niente, la seconda partita è andata un pochettino più a mio vantaggio, sembra che uno faccia un po' il camper, però comunque è normale che se uno vince la schermaglia con il cannone Armstrong cerca di sfruttare un po' il vantaggio, lui intanto ovviamente ha tagliato il pezzo, cercava di fare avanti e indietro per evitare le cannonate, lui ci riusciva, io no, nella volta prima. E dopo, mentre lui avanzava, io ero occupato a tenere a bada le cavallerie dietro, che secondo me è un po' sprecato, perché comunque lontani dall'esercito, appena prendono una carica, vanno in fuga. Per cui direi niente, dai, che per questo, anche per questa partita è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, ditemi cosa ne pensate nei commenti e votate e commentate quindi. Vi ringrazio comunque per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli.